La capogruppo del Movimento 5 Stelle, consigliere regionale Erika Baldin, ha invitato la Giunta Zaia in consiglio in regione per discutere il dossier ONU sul Veneto dei veleni. Si rivolge quindi al Presidente e alla sua Giunta dopo aver sottoscritto la mozione della collega Cristina Guarda, perché è convinta che la difesa della salute e dell'ambiente sia nell'interesse di tutti i veneti e non soltanto di una parte, spiega la consigliera. Il dossier ONU, discusso su tutti i giornali, non viene portato alla luce in Consiglio regionale, afferma, ed è assurdo che non ci sia una discussione pubblica sugli importanti temi che riguardano tutto il territorio della regione: inquinamento da fassi, il record di pesticidi nell'area del Prosecco, la bonifica di Porto Marghera, argomenti che si intersecano con la salute pubblica. Conclude Baldin che, vista anche la maggiore incidenza di determinati tumori, diventa necessario che la Giunta informi i veneti e si auspica che la mozione Guarda sia calendarizzata e discussa al più presto in Consiglio regionale.